Ok, siamo live ragazzi, potete attivare i microfoni. Buonasera, benvenuti. Benvenuti Buonasera. a tutti. Ciao Riccardo. Come state? Tutto bene? Buonasera. Buonasera a tutti. Ok, allora siamo in questa diretta per presentare la campagna di crowdfunding per la realizzazione dell'app Uscont. Intanto spezziamo il ghiaccio, c'è chi ci ha chiesto ma è Uscont, diciamo con l'accento un po' più siciliano o anglosassone. Sta poi al singolo utente utilizzare l'uno o l'altro. Alla fine è il concetto che stiamo cercando in qualche modo di condividere in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, in cui la nostra applicazione si vorrebbe inserire in un percorso di ripartenza effettiva dopo appunto la crisi sanitaria e anche economica causata dal Covid e dalla crisi sanitaria. Ora, parliamo di Uscont, spieghiamo meglio l'idea che stiamo proponendo tramite appunto il crowdfunding che è una raccolta fondi sostanzialmente del pubblico, molto spesso tramite la rete, quindi online, che stiamo cercando appunto di attuare. Possiamo dire che è molto strano che al Sud si utilizzi una campagna di crowdfunding per finanziare un progetto, una startup, è molto più utilizzato ultimamente a Milano. Diciamo qui le campagne di crowdfunding si utilizzano più per fattori sociali, diciamo. Però ci stiamo provando a finanziare appunto l'app Uscont. Sostanzialmente prima abbiamo comunque degli ospiti importanti in questa diretta, ovvero i nostri partner, il Siciliano, ovvero una rivista a livello siciliano appunto, con Anthony Domino. Benvenuto Anthony. Ciao a tutti. Ok, abbiamo un grande partner, ovvero il birrificio. Ultimamente ha vinto non so quante medaglie d'oro, ho visto che sta avendo tantissimi premi, ovvero Birra De Vespri, e siamo onorati di averla come partner. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Prego, grazie a lei. E poi abbiamo degli ospiti esterni, ovvero Angelo Cascino, imprenditore siciliano, e parleremo di com'è difficile fare impresa in Sicilia, soprattutto in questo momento storico, e un giovanissimo Walter La Rocca, segretario dell'associazione Avanti Giurisprudenza, e analizzeremo un po' questo periodo per tutti noi studenti e come sono cambiate, diciamo, tutti i rapporti associativi, quindi parleremo anche del terzo settore. Ricordo a tutti, se volete darci una mano, condividete questa diretta, vi lasceremo anche il link della campagna di crowdfunding nei commenti per poterci aiutare. Oltretutto l'associazione Maieuticar sta partecipando a diversi bandi, ripeto, per finanziare questa idea che è Uscont. E adesso parliamo di Uscont. Spieghiamo, Gioacchino, Carmela, attiviamo i microfoni. I ragazzi che costituiamo assieme appunto l'associazione Maieuticar. Benvenuti ragazzi, salutate. Buonasera. Ok, allora sostanzialmente cos'è Uscont? Uscont è un'app digitale che che sarà utilizzata nei sistemi iOS e Android. Il fulcro di questa applicazione è la generazione di alcuni sconti e alcune promozioni che l'utente potrà effettuare, ma per fare abilitare questa funzione dell'applicazione e per vivere questa esperienza avrà una serie di contenuti digitali che illustreranno in qualche modo la storia di quella determinata attività. Diciamo, l'idea è partita per varie problematiche, in un qual senso. Abbiamo notato che tantissime aziende, piccole realtà, che poi sono quelle maggiormente colpite dalla crisi sanitaria, basti pensare a un ristorante, una palestra, un negozio al dettaglio, hanno dei valori, delle tradizioni
che passano appunto di generazione in generazione, quindi da padre al figlio e via dicendo, ma che purtroppo per una serie di contesti che analizzeremo, ovvero la difficoltà di stare al passo con i tempi, non riescono a seguire un processo di digitalizzazione e innovazione che non riguarda soltanto la pubblicità online, ma riguarda proprio un approccio digitale al proprio business, e ne parleremo dopo anche con Angelo. Quindi comprendendo questa problematica abbiamo detto, io, Giacchino e Carmelo, abbiamo pensato cosa potremmo fare per aiutare questo problema che riguarda un po' tutti gli imprenditori. Abbiamo pensato appunto di ideare un'applicazione, cioè l'applicazione è una sintesi in realtà di tutte queste problematiche e soprattutto anche di una identità e cultura siciliana, perché all'interno dell'applicazione Uscont, come d'altronde il nome alla fine spiega, perché proviene da una frase, da una parola dialetto, come si suol dire, usconto, no? Nel senso, nei mercati si utilizza questa parola. Abbiamo pensato appunto di proporre la realizzazione di questa applicazione. Quindi, Giacchino, vorrei che tu, oltre ad avere una serie di connotati culturali, una mappa turistica, che ripeto ci aiuterà l'Associazione Guide Turistiche di Palermo a realizzare anche questa sezione del turismo, che andrà a intercettare un target che è appunto quello turistico. Vorrei che Giacchino illustrasse un po' più nel dettaglio, senza però entrare nei tecnicismi, come sarà strutturata l'applicazione Uscont una volta che riusciremo a realizzarla. Prego, Giacchino. Allora, bene. Diciamo che noi abbiamo puntato tutto sulla digitalizzazione, ovviamente, e su questa app. Diciamo, l'app è fondamentale perché comunque è un qualcosa che tu hai sempre con te, a portata di mano, in tasca, nel cellulare, basta che tu apri e ti trovi subito l'applicazione, Uscont in questo caso. Ora, come ha già ben detto Riccardo, sarà disponibile ovviamente nei maggiori store, quindi Apple Store o Google Play, per quanto riguarda gli Android, e sarà incentrata su tre grandi macro categorie, chiamiamole così, che sono appunto il catalogo degli esercenti, dove ci saranno i vari esercenti che partecipano con noi nella creazione dell'app, appunto. Quindi, ad esempio, Birra de Vespri, un esempio concreto, dove appunto nel catalogo degli esercenti vi sarà ovviamente un filtro di ricerca per categorie, quindi sto cercando bar e ristoranti, sto cercando B&B ed hotel, quindi per categorie. Ovviamente in base anche al raggio di geolocalizzazione della persona che sta ricercando quel determinato esercente. E quindi vi sarà questa pagina dedicata all'esercente, dove vi saranno dei video e delle fotografie con una descrizione per far capire all'utente di che cosa si sta trattando. Cioè, io apro questa pagina con l'esercente e voglio capire effettivamente lui cosa fa, qual è l'obiettivo della sua azienda. E mi aiuta attraverso appunto video, foto e una descrizione. Vi sarà ovviamente anche la parte dedicata alla generazione dello sconto vero e proprio, dove appunto l'esercente potrà fare lo sconto all'utente su un prodotto, su più prodotti, in base a cosa lui vuole effettivamente. Ovviamente questa pagina sarà ricondivisibile nei social come Facebook, Instagram, Twitter e così via. Un'altra macro categoria molto importante, sì? Quindi possiamo dire al pubblico, alle persone che vogliono comprendere meglio questa applicazione, che speriamo di lanciare prima della stagione estiva, che l'utente arriva a vivere un'esperienza. Prima del contatto diretto con l'esercente, noi vorremmo far vivere ovviamente l'esperienza all'utente che visiona quella determinata pagina in quel momento. Quindi, esempio, trova la spiegazione di quell'attività, la storia, un'intervista, magari un piccolo podcast, una foto, un video. Tutti dei contenuti che poi, d'altronde, uno si chiede prima di consumare qualcosa, ma dove sto andando, che sto trovando, no? Nel senso, sono tutti connotati che troveranno all'interno di Uscont. Che storia ha quell'esercente? Ok.
Un'altra parte Sì. molto importante, un'altra macro categoria al di fuori della mappa digitale, della mappa turistica, è la sezione dedicata alle news. Anche qui ci saranno delle foto, dei video, degli articoli e la possibilità di rimando alla pagina dell'esercente a cui è dedicata questa news. Un esempio banale potrebbe essere Birra De Vespri vuole lanciare una nuova birra particolare, allora si troverà nella sezione news questa birra nuova che sta lanciando. Certo. Nella news sarà spiegata anche l'idea della creazione di questa nuova ricetta per la birra. Non so, ok, stiamo facendo degli esempi, però concretamente è questo. Anche qui la news sarà ricondivisibile nei social, ovviamente, quindi su Facebook, su Instagram e così via. Diciamo pure un aspetto importante che noi partecipando a diversi bandi abbiamo voluto e soprattutto alla campagna di crowdfunding vogliamo spiegare è che l'utente è attivo, non è passivo, cioè l'utente non è che utilizza l'app da passivo, quindi ha soltanto una ricezione di news eccetera, può interagire come ha detto Gioacchino, può condividere, può commentare, può mettere stelline, cuori, diciamo poi si entrerà più nel tecnico, ma l'importante è proprio essere attivi, giusto Gioacchino? Sì, l'utente sarà attivissimo, cioè nel senso nella sezione news ci sarà anche la possibilità di commentare quella determinata news. Perfetto. E appunto, oltre questa macro categoria, che non è così banale, ma anzi secondo me è molto importante, vi è la mappa turistica. La mappa turistica nasce per un problema che noi abbiamo territorialmente, cioè nel senso, un turista che arriva da noi va a visitare o Palermo o si sposta su Cefalù. Diciamo, le mete più ambite nella provincia di Palermo sono queste. Noi abbiamo un sacco di musei, di ville, chiese, teatri che non vengono molto spesso visti o comunque non attirano tanti turisti. Ora, quindi, la nostra idea era quella di creare appunto una mappa turistica, una mappa digitale, sulla quale nell'applicazione appunto vi saranno dei riferimenti sulla chiesa, sul museo, appunto, su una villa particolare che si trova a Bagheria, e anche qui ovviamente sul biglietto vi sarà uno sconto, ovviamente, la generazione dello sconto sul biglietto e la possibilità di andare a vedere quel determinato sito con l'aiuto dell'Associazione Guide Turistiche di Palermo. Oltretutto troverà pure una mini spiegazione di quella determinata chiesa in più villa, lingue, esatto. di quel determinato sito, ecco, con video, foto, un podcast, e anche qui si potrà ricondividere ovviamente la pagina di quel determinato sito che si vuole andare a vedere. Chiaro, volevo far intervenire a Carmelo, visto che qui vi saranno un gioco fondamentale dell'app, saranno appunto i contenuti digitali. Carmelo, per l'appunto, raccontaci queste foto, questi video, visto che tu sei tecnico dell'associazione, come li prevedi, come li vedi, come li vorresti raccontare appunto? Come vedo queste foto? Foto e video appunto che raccontano un'attività, un esercente, una qualsiasi cosa. Quindi stiamo parlando di foto appunto per la promozione di quest'ultima, e stessa cosa i video. L'obiettivo appunto nostro, come già abbiamo detto diverse volte, è raccontare e farti vivere parte dell'esperienza attraverso le nostre foto e le nostre video, che saranno appunto delle foto fatte ad hoc per la singola azienda, che potrebbe essere il negozio del pesce, come potrebbe essere il ristorante, che quindi appunto saranno studiate e fatte appositamente a misura, diciamo, dell'azienda. Chiaro. Appunto l'integrazione con la mappa turistica. Con la mappa turistica ovviamente non ci saranno delle foto, dei video esterni, del materiale esterno, sarà realizzato tutto da noi, come qualsiasi altro contenuto digitale che troveremo, spero, nell'applicazione. Difatti noi andremo di villa in villa, di museo in museo, appunto a fare delle brevi, ovviamente non vogliamo diciamo togliervi tutta la parte dell'esperienza attraverso le nostre foto, video, ma delle anticipazioni per invogliare l'utente appunto ad andare in quel posto.
Difatti la dico una per tutte, un'idea della nostra applicazione a proposito di invogliare ad andare nel posto era quella di per esempio retribuire l'utente in un certo modo. In che senso? Nel senso che attraverso un'esperienza museale, che potrebbe essere andare al museo del giocattolo di Bagheria, per esempio, vado al museo del giocattolo di Bagheria, successivamente se vado al museo del giocattolo di Bagheria mi verrà dato uno sconto da poter spendere in un'azienda, in un ristorante lì nella vicinanza. Appunto, Chiaro. Noi ci focalizziamo sull'invogliare l'utente ad andare a fare esperienza di qualsiasi tipo, ma soprattutto dal punto di vista... Dici? No, scusa, perdonami, vai. No. Punto di vista culturale? No, mi sono perso un attimo. No, dicevo, quello che dici è giustissimo, perché noi vogliamo in qualche modo coniugare quella che è cultura, economia, e poi personalmente è quello che più mi ha portato a condividere, mettermi in gioco a nome dell'associazione e con voi questo progetto. E sapete, condivido questa chicca. Io sono un amante di documentari, eccetera. Praticamente a un certo punto, una sera, vedo un video che parlava di tantissimi personaggi storici siciliani, Camilleri, Sciascia, Borsellino, comunque tutti i grandi esponenti della cultura siciliana che noi sposiamo. E mi ricordo un pezzo di Camilleri che disse, era verso purtroppo la fine della sua vita, ha detto una cosa che ancora mi ricordo, purtroppo non trovo più i video, ha detto: il futuro della Sicilia sarà quello, dovrà essere, o comunque consigliava, di collegare tutto il patrimonio culturale che possediamo con l'economia, con il business. Cioè Camilleri che dice il business è qualcosa che 50 anni fa era impossibile pensare, ma è così. D'altronde, ragazzi, a tutti quelli che ci seguono, ai nostri ospiti che ora interverranno, d'altronde è questo: con un patrimonio culturale che possediamo come quello siciliano, differenziarti in un mondo ipercompetitivo come quello che stiamo vivendo, con i grandi blocchi che viviamo, eccetera eccetera, ti differenzi nel mercato in generale, nella tua vita, con il patrimonio culturale che è accessibile a tutti. Sì, infatti mi piace un sacco questa idea, appunto, che sia di rete, questa idea che abbiamo di rete, cioè quello di poter collegare tutte queste attività, tutti questi singole attività che magari non hanno niente in comune, ma magari potrebbe essere Uscont, diciamo, la chiave di volta di questa attività. Allora, ragazzi, siccome Angelo ha un impegno di lavoro e deve andare prima, io direi facciamo intervenire Angelo, chiacchieriamo un po' con Angelo e poi presentiamo immediatamente i partner. Quindi un attimo che vediamo se Angelo, un attimo. Ok. Benvenuto Angelo. Grazie. Ci senti? Intanto per l'invito. Ciao a tutti. Angelo, iniziamo così: ti puoi presentare, ci puoi raccontare un po' chi sei e cosa fai, anche se forse c'è poco da... Cioè, ti conosciamo, sei conosciuto. Sì, allora, intanto mi chiamo Angelo Cascino e sono appartenente alla quarta generazione di una famiglia imprenditoriale che ha deciso di investire in Sicilia a partire da Termini Imerese già nel 1945, per cui quest'anno celebriamo 76 anni di attività, iniziando dal materiale da costruzione all'edilizia, ciò che riguardava sostanzialmente quello di cui ha bisogno l'Italia nel dopoguerra, quindi diciamo quello che poi è stato il boom economico. Mi ritrovo da 13 anni in azienda, piano piano anche come logica aziendale anche i membri della famiglia seguono un percorso ben definito, fatto di tappe e di un crescendo chiaramente di responsabilità laddove ciascuno sia in condizione di assumerle. Di fatto attualmente mi occupo all'interno dell'azienda, che conta nel complesso 150 dipendenti ad oggi e più altri 30 collaboratori esterni, e ha il suo business all'interno della Sicilia ma anche in Calabria e fra poco anche in Sardegna. Sono capo area della divisione Expert, che conta 4 negozi e che presto diventeranno 5, quindi mi occupo anche del reclutamento delle nuove leve
della formazione dei direttori e quindi del piano di formazione anche dei venditori, tutte le altre figure. Sono supervisor dei categori, di quelli che si occupano sostanzialmente, e della direzione commerciale, quindi quelli che si occupano sostanzialmente di fare andare avanti la divisione anche in termini di processi di approvvigionamento della merce e la parte del marketing, ovviamente. E nel contempo chiaramente ho il piacere anche di collaborare, questo Riccardo lo sa bene, con istituzioni scolastiche sul territorio, con percorsi di educazione all'imprenditorialità, perché quello di cui c'è oggi bisogno sicuramente nel nostro territorio è convincere i giovani che non necessariamente si può vivere di lavoro dipendente, ma che occorre invece dare spazio alla propria creatività e soprattutto al proprio coraggio, quindi metterci un po' di coraggio e portare avanti attività come quella che oggi stiamo presentando qui e che ho il piacere quindi tra l'altro di apprezzare e di conoscere. Si tratta chiaramente di uno spunto che mi è venuto perché nella storia di Termini Imerese, che è la città dove sono nato, dove vivo, dove lavoro, dove risiedo, anche se mi sposto continuamente per ragioni di lavoro, si è negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 10 anni, assistito ad una crisi senza precedenti a causa della chiusura della Fiat. E allora, quando una decina d'anni fa abbiamo iniziato a collaborare con le scuole, con percorsi appunto di formazione mirata, abbiamo anche immaginato, cioè lo spunto è stato quello proprio della mancanza di fertilità imprenditoriale dovuta al fatto che ci sono intere generazioni che sono cresciute con l'illusione di poter un giorno entrare in nello stabilimento Fiat, che è arrivato a termine nel 1976 ed ha chiuso appunto nel novembre del 2011. Quindi questa illusione che è stata tramandata dai genitori, dagli zii o comunque dai familiari ha azzerato le potenzialità imprenditoriali e lo spirito creativo di queste generazioni, tant'è che oggi la gran parte del commercio a Termini Imerese, non parlo quindi del profilo industriale, perché l'area industriale è occupata forse al 20% delle sue potenzialità, e quindi dà occupazione poi a circa 150-200 addetti di imprese che sono rimaste con grande coraggio e con grandi difficoltà chiaramente, ma la parte diciamo commerciale, che è legata più al centro storico di Termini, è fatta da imprenditori che nel 70% dei casi non sono termitani, quindi vengono magari dalle Madonie, vengono dal Bagherese, quindi vengono da zone comunque limitrofe o più o meno vicine, e hanno deciso chiaramente di investire a Termini. Se mi faccio un giro nelle vie principali mi rendo conto che effettivamente giovani termitani che hanno deciso di investire i propri soldi o di correre anche all'ausilio di quelli che possono essere attività come quelle di crowdfunding che avete fatto voi, oppure di adesione a bandi quali per esempio Resto al Sud, l'ex prestito d'onore e così via, purtroppo c'è davvero poco, ma proprio perché manca lì lo spirito iniziale, non perché non ci siano a volte sì, vai. Quello che volevo chiederti, appunto, tu da termitano come vivi questo rapporto con la tua città, essendo una persona che crea valore, e soprattutto quali sono le difficoltà di rapportarsi ogni giorno con la propria cittadinanza, con tutte le pressioni magari che hanno nei tuoi confronti, se ci puoi raccontare questo rapporto, come lo vivi anche. Ma allora io ritengo di avere, diciamo, nella città di Termini, quindi che con i suoi diciamo 26.000 abitanti circa, ormai prima erano molti di più, un rapporto ormai privilegiato che comunque dura da decenni, che hanno portato avanti le varie generazioni della mia famiglia, ma che ovviamente non è un rapporto esclusivo, nel senso che non ho la pretesa di dire che ovviamente siano tutti diciamo affezionati, come dire, ai nostri negozi, alla nostra attività e quindi la frequentino. Però una cosa è sicura, come famiglia abbiamo deciso sempre di dare priorità, ad esempio nell'assunzione di nuove leve o comunque nel cercare di reclutare appunto nuove risorse umane, sempre precedenza alla gente del posto, ed è una logica che abbiamo anche seguito in altre realtà, perché comunque abbiamo e ci sentiamo di avere una responsabilità sociale nei confronti del nostro territorio che ovviamente deve essere attuata concretamente e che noi convintamente sostanzialmente lo facciamo. Poi ci scontriamo però con un contesto che in questo momento è assolutamente critico, perché al di là di quella che è la crisi
ulteriormente accentuata dall'emergenza pandemica, che ci ha toccato sicuramente per certi aspetti, ma per nostra fortuna siamo diversificati sia territorialmente che dal punto di vista delle merceologie che presidiamo. È chiaro che da questo punto di vista questo ci ha aiutato un pochettino anche a tenere i conti, diciamo, a fare in modo che non cadessero i conti in rosso. E questo del rapporto, diciamo, con questo territorio così complesso ci ha fatto in un certo senso traguardare verso nuove sfide, quali per esempio quella di entrare nel mondo del digitale a gamba tesa, anche se non siamo ancora attrezzati e adeguati per questo, e cercare quindi di interfacciarsi chiaramente a nuove realtà che siano magari economicamente anche più solide. Quindi è, come dire, la diversificazione geografica per noi è stato, da 9 anni a questa parte, la risposta, e ancora di più negli ultimi anni, la risposta a quello che è un contesto molto critico a livello locale, sotto il profilo produttivo ed economico. Angelo, com'è avere il peso delle decisioni, visto che, come hai detto tu, la vostra realtà, la tua realtà, è una realtà che passa da generazione in generazione, nel senso tu non sei una startup che dici ok, devo mettere io le basi, le fondamenta, qui c'erano e tu le devi in qualche modo modernizzare tramite un processo digitale, portare avanti. Come l'hai vissuta questo cambio, questa responsabilità imprenditoriale e poi di conseguenza sociale? Allora, l'impatto del digitale sui nostri business è, come dire, devastante in termini di cambio di logiche organizzative prima di tutto, di politiche di prezzo in secondo luogo, perché chiaramente bisogna posizionarsi sul digitale ed essere anche competitivi, e di scontrarsi con una cultura che, se consideri che ci sono persone che obiettivamente stanno nella nostra azienda da più di 30 anni, quindi che addirittura mi hanno visto nascere e crescere, è chiaro che scontrarsi con queste persone che hanno imparato ad esempio a utilizzare, diciamo, gli strumenti digitali solo nel tempo, grazie a percorsi di riqualificazione anche formativa che abbiamo attuato, non è semplice, quindi ci scontriamo sicuramente con un primo problema di natura interna, quindi che è proprio quello di far digerire o di rimodellare ancora peggio il nostro modello di business e tutta l'organizzazione del complesso, perché è impattante, diciamo, dal punto di vista della vendita online, sull'e-commerce, cercare di traguardare questa nuova sfida. Quindi le giovani generazioni, ovviamente, l'età media tra l'altro si è abbassata negli ultimi anni proprio perché ci sono state parimenti, insieme alla diversificazione geografica, chiaramente l'aumento del fatturato ci ha consentito anche di far entrare nuove leve e anche persone che abbiano certe competenze, anche non tanto in campo digitale, perché sapete che c'è un gap importante fra mercato del lavoro e offerta formativa sul campo della digitalizzazione, e quindi molto spesso siamo costretti noi a cercare di formarli internamente, ma quanto per il fatto che chiaramente nuove leve sono nella condizione di poter apprendere più velocemente, comunque sono nati con lo smartphone o device nelle mani e sanno come comunicare con il resto del mondo. Sono proprio queste risorse e quindi questi giovani che ci consentono in questo momento, e anche i miei cugini, quindi quelli appartenenti alla mia famiglia, di poter affrontare questa sfida dell'e-commerce in maniera un pochettino più preparata, quindi e non sicuramente da persone, diciamo, totalmente ignoranti nel merito, ecco. Angelo, tu fai pure molti interventi nelle scuole, quello che è possibile con la crisi, diciamo, in questo momento Esatto. per le scuole, quello che purtroppo stiamo vivendo. Raccontaci i motivi e poi cosa ti porta effettivamente e perché credi tanto nell'impresa sociale, cioè in un riscontro sociale del business, perché questa realtà ancora, questa visione in Italia ancora è scarsa, ovvero che l'impresa debba interessarsi anche di una struttura sociale, no? Sì, allora l'impegno con le scuole chiaramente si esplicita come avevo anticipato poco fa, chiaramente in momenti seminariali, ma di confronto molto interattivo con chiaramente le scuole superiori principalmente, quindi fra il terzo e il quinto anno. E in secondo luogo, quindi questo per quanto riguarda proprio la nostra missione, diciamo, sociale e la mia vocazione, comunque il mio impegno, diciamo, volontario a far parte chiaramente di una rete che peraltro è a livello internazionale, anzi di 2 reti diverse,
Simul Impresa e JA, quindi Impresa in Azione, che sono realmente hanno come obiettivo proprio quello di fare in modo che si possa un pochettino selleticare appunto la creatività dei giovani in direzione dell'imprenditorialità. E devo dire che questi esperimenti piano piano stanno dando, sono delle scommesse sicuramente, però delle scommesse, come dire, a lungo termine, quindi agire su quello che è in effetti la mentalità di queste generazioni non è semplice, specie nel momento in cui, in un'epoca in cui hanno avuto tutto e subito e ritengono di poter avere tutto e subito. Siccome fare impresa presuppone che tu abbia non solo coraggio, ma molta pazienza e soprattutto anche un pizzico di follia, ovviamente, nelle sfide che vuoi intraprendere, è chiaro che questo non è qualcosa che tu puoi trasmettere facilmente. Ancora di più il discorso... Sì. No, prego. Sì, si era bloccato. No, per quanto riguarda la seconda domanda riguardo al ruolo dell'impresa sociale o comunque il ruolo della responsabilità sociale effettivamente che si può avere a livello imprenditoriale, io dico che strutture imprenditoriali che sono vocate ad una funzione sociale vanno non solo sostenute, ma quindi anche dalla parte imprenditoriale che magari si occupa semplicemente di lucrare sulle proprie attività, ma vanno sostenute proprio perché, a maggior ragione se sono fatte da giovani, perché hanno un doppio carattere, diciamo. Quello chiaramente di sostenere un'attività e quindi di renderla sicuramente economicamente all'altezza, quindi sostenibile, di mettere in moto degli elementi nuovi, delle generazioni nuove, e quindi l'impresa sociale molto spesso credo che sia il successo di un'impresa sia dovuto ai giovani, e poi perché assolvono ad una funzione che effettivamente va a beneficio di una collettività, nel senso più largo del termine, per cui questo problema o comunque questa mancanza spesso di attenzione che c'è stata verso il concetto di impresa sociale penso che possa essere governato con imprenditori da un lato lungimiranti che ci investono e dall'altro con giovani che ovviamente non solo investono il proprio tempo ma abbiano il coraggio chiaramente di farlo. Sì, d'altronde, come darti ragione, l'altro giorno pensavo, noi stiamo facendo questa campagna di crowdfunding, personalmente sono molto impegnato tra lavoro presso un ufficio di commercialisti, ci occupiamo di finanza agevolata, cose molto interessanti, studio, associazioni, pensavo tra me e me, ma chi me lo fa fare, no? Però se pensi in questo modo sbagli, perché, come dici tu, devi avere il coraggio di portare avanti i tuoi obiettivi, quello che pensi poi possa generare bene nei mercati, nella società, in tutti, in generale, no? E volevo chiederti, ma tu hai paura, visto la crisi che stiamo vivendo sanitaria, visto che comunque si sente sempre crisi economica, eccetera, eccetera, che i giovani possano essere disincentivati ad avere il sogno imprenditoriale o comunque quell'autonomia? Cioè, tu avverti questo o avverti invece un coraggio maggiore delle nuove generazioni? Allora, le generazioni che sto conoscendo in questi anni, e quindi i millennials in maniera particolare, devo dire che in una prima fase mi sono sembrati spenti, quindi non pronti, diciamo, emotivamente a certe sfide, a livello di certe sfide. Oggi devo dire che noto un maggior coraggio, probabilmente perché ci si è resi conto che la struttura produttiva italiana, comunque la struttura del sistema economico italiano, non ha dato spazio in questi anni. Pensiamo ad esempio alla pubblica amministrazione, al mancato ricambio che c'è. Dico, non ha dato spazio quindi alla possibilità di giovani di farsi avanti, se non magari negli ultimi anni, quando sono stati aperti i concorsi in maniera molto più accelerata e così via. Quindi la gente, i giovani ovviamente si sono un po' anche disillusi sotto questo aspetto. Allora, sì. Chi perché ha delle capacità magari e decide di andare a fare l'artigiano, quindi che possa essere quindi il barbiere, il parrucchiere e così via. Chi ha un pizzico di coraggio in più e decide di aprire un negozio, un negozietto, magari diciamo presidiando settori che in un determinato contesto non ci sono. Chi magari ancora di più, aggiungo, ha l'idea di lanciare un'agenzia di servizi digitali
a servizio di tutte le imprese che richiedono questi tipi di figure. Ecco, in queste direzioni vedo un po' più di spirito di intraprendenza negli ultimi anni, ma posso certamente dire che ad esempio la mia generazione degli anni '80 alla fine è riuscita, ad esclusione mia, forse di un altro paio di ragazzi, quindi oggi riguardo guardando appunto dietro a me a tutti quelli miei compagni di liceo in maniera particolare, e sono state tutte persone che siamo riusciti in un certo senso a farci una carriera e anche ad avere anche o un posto pubblico o comunque un posto da dirigente, d'azienda, da docente e così via. Diciamo che la maggior parte di noi hanno avuto questa fortuna. Dopo c'è stato comunque il disastro, nel senso che veramente non ci sono state tutte queste opportunità. Quindi la terza fase, la terza generazione in un certo senso a questo punto è quella che si sta rimettendo in moto. E noto con grande piacere che anche a partire dalla mia città, di recente un'associazione locale ha deciso che è stata creata da una ventina di ragazzi che appartengono appunto a queste generazioni nati fra il 95 e il 2005 per intenderci, che si stanno mettendo in moto a partire proprio dalle attività che magari nessuno di loro sarebbe sognato di portare avanti, quale potrebbe essere quello di andare a fare volontario, quindi a pulire un angolo della città, ovvero quello di pensare a riqualificare un bene culturale e quindi rifunzionalizzarlo. Quindi sono piccoli segnali, devo dire la verità, che fanno ben sperare, che mi fanno pensare che effettivamente qualche cosa c'è. Poi questo ne parleremo con Walter del terzo settore. Concludendo, Angelo, io starei ore ad ascoltarti, a parlare, a chiacchierare, ma capisco che tu penso pure ai ragazzi e agli ospiti, capisco che gli impegni e molto, faremo sicuramente un secondo tempo. Volevo chiederti, concludendo il tuo strepitoso intervento, come la vedi, se ci puoi dare una tua visione del mondo dopo il Covid? Non dico perché sapremo che il Covid, nel senso, probabilmente ci auspichiamo i contagi, ma sicuramente si potrà tornare a una normalità sempre più sostanziale. Appunto, volevo chiederti come vedi il mondo economico-sociale dopo questo disastro. Ma io purtroppo ho l'impressione che dopo questa, come lo chiami tu, disastro, perché di questo comunque si è trattato, alcune abitudini verranno completamente, diciamo, già stanno cambiando, ma non torneremo indietro su determinati modi di fare e di vivere. E sono convinto che interi settori soffriranno, cioè stanno già soffrendo, ma piano piano probabilmente anche spariranno. Vedo con grande, diciamo, per esempio, attenzione i negozi di abbigliamento che erano già, come dire, con l'acqua al collo per via, per esempio, dell'online e quindi della difficoltà che avevano ad esempio a piazzarsi, diciamo, sui negozi fisici con prezzi che fossero competitivi, e quindi queste ulteriori chiusure che ci sono le hanno dato una mazzata, secondo me, enorme. Ma sono certo che la vera, diciamo, rinascita economica e sociale del nostro territorio passerà da quello che è la nostra, diciamo, principale risorsa che abbiamo in Sicilia, che secondo me è il mare, la cultura e il sole. Cioè, scusate, questi tre elementi, se noi riusciamo veramente a fare in modo che grazie a quello che è l'intervento ad esempio del Next Generation, e quindi riqualificare una serie di infrastrutture, non mi riferisco al ponte sullo Stretto che lo ritengo inutile, comunque mi riferisco a fare Palermo-Catania in meno di magari un'ora e mezza, ecco, con il treno. Quindi se pensiamo a riqualificare le nostre ferrovie, ad esempio le nostre strade, a collegare meglio la Sicilia al resto del mondo, e allora questo territorio avrà molte più opportunità di sviluppo, ma per quello per cui nasce essenzialmente, ovvero vocazione turistica, vocazione appunto culturale e vocazione legata appunto alle proprie bellezze, diciamo, naturali. Queste sono, diciamo, le vere scommesse per un territorio già martoriato come la Sicilia. Per il resto l'Italia chiaramente si sta invertendo. Ecco, il secondo elemento, e chiudo.
che ritengo essere da questo punto di vista anche rivoluzionario. Si stanno invertendo, come dire, tra virgolette, ruoli, cioè la fuga che c'è stata dal nord, che è stato purtroppo per tutti noi e per loro in particolare più colpito dalla crisi pandemica, c'è stata una fuga e quindi un ritorno invece al sud. Oggi si parla infatti di South Working come proposte di legge che mirano sostanzialmente a fare in modo che i ragazzi possano lavorare anche dal sud alle dipendenze di aziende del nord, e vi garantisco che nelle ultime settimane tanti giovani siciliani stanno per essere assunti semplicemente in remoto per lavorare su competenze digitali, chiaramente su competenze e professioni digitali in remoto, da imprenditori del Veneto, lo so per certo perché col Veneto collaboriamo costantemente. Quindi c'è un ritorno sostanzialmente alla Sicilia di quello che è un capitale umano sul quale si era speso tantissimo e che non l'avevamo spostato, o le nostre generazioni lo hanno spostato, diciamo, al nord, e che stava costituendo e che costituiva quindi il depauperamento dei nostri territori, lo svuotamento delle nostre aree interne. Quindi assisto, secondo me, a questi due passaggi che sono, secondo me, epocali, quindi il tramonto di alcuni settori tradizionali, la riscoperta di settori, diciamo, che riguardano il mondo della ricettività, dell'enogastronomia e dell'extra ricettività, il rientro delle nostre menti qua in qualche modo possibile, e quindi questi elementi mi fanno ben sperare che ce la possiamo fare tranquillamente, che si possa riequilibrare questo divario che c'è. Sì, Angelo, hai colto perfettamente, secondo me, l'intervento, e soprattutto si deve ridare prima o poi, speriamo, entro la stagione estiva, fiducia. La società, i mercati, gli investitori, tutti devono avere fiducia nel poter spendere, nel poter uscire, nel senso, una fiducia che vada oltre la paura del Covid, ovviamente, perché se vacciniamo le persone, ovviamente quella paura va diminuendo, ma proprio già l'Italia è un popolo di risparmiatori, lo sappiamo benissimo. Se tu metti paura nei consumi, noi dobbiamo incentivare i consumi in qualche modo. Cioè, infatti Iuscont vuole fare anche questo, vorrebbe incentivare i vari consumi, perché non dobbiamo avere paura nello spendere X euro, perché magari tra una settimana è una chiusura, nel senso, perché questa poi di stabilità. E ovviamente un tessuto sociale e economico come quello dell'Italia è in crisi. Va bene, io ritengo che questa vostra iniziativa, a parte per come è partita e proprio perché sia, diciamo, avete avuto anche l'umiltà di dire dateci una mano, e avete, diciamo, come dire, le credenziali per poter dire dateci anche fiducia, anche perché nel momento in cui qualcuno vi trasferisce soldi, comunque è chiaro che vi dà fiducia. Allora, questo coraggio, diciamo, io ancora una volta lo elogio e vi esorto ad andare avanti su questa direzione, che è quella giusta. Quando tu mi hai fatto leggere il progetto per la prima volta, io ti ho detto è quello di cui abbiamo bisogno in Sicilia, quindi di imprenditorialità, di giovani che abbiano coraggio, di sfruttare le nostre risorse culturali e di creare integrazione fra il mondo dell'economia, fra il sistema dell'economia e quindi il sistema quello culturale dei territori. Solo come questa integrazione e soprattutto questo, diciamo, scambio reciproco chiaramente di interessi, comunque anche in questo caso anche di soldi, perché poi alla fine andiamo a movimentare soldi, che è quello di cui tutti campiamo. Evidentemente riusciremo a fare un ottimo lavoro. Dico riusciremo perché già mi avete coinvolto così tanto che mi sento parte, anche se non integrante, però di questo progetto, e vi ringrazio. Tu sicuramente fai parte, quindi hai detto bene. Angelo, noi ti salutiamo e anzi ti ringraziamo davvero tanto per il tuo intervento, per le tue parole, ma soprattutto per il coraggio che hai quotidianamente di portare avanti la tua attività. Quindi la Sicilia, quella onesta, quella che comprende, quella che ha dei valori, sicuramente è con te. Grazie, grazie veramente. Alla prossima. Ciao. Alla prossima. Ok, grazie. Ok, siamo intanto facciamo un piccolo invito, ragazzi. Ora abbiamo letto delle domande, sicuramente daremo una risposta
poiché il partner Birra dei Vespri, il signor Gaetano, tra un po' dovrà andare, quindi facciamo fare l'intervento, spieghiamo un po' di cosa si tratta. Invito tutti coloro che stanno guardando la diretta a condividere la diretta, a fare domande, se potete appunto aiutarci con una donazione, a darci fiducia, qualsiasi quota, qualunque essa sia, per noi è sostanziale. Detto questo, ora siamo con i nostri partner, finiamo poi la parte con i partner, andremo con il nostro amico Walter che ci sta aspettando, e quindi darei la parola al signor Gaetano per comprendere meglio appunto cos'è Birra dei Vespri, diciamo, ripeto, le difficoltà e tutto ciò che lei porta avanti. Buonasera signor Gaetano. Buonasera a voi e grazie dell'invito che mi è stato rivolto sia come aiuto nel crowdfunding, che ho accolto con molto entusiasmo. Abbiamo già avuto un modo di avere un'esperienza comune precedentemente, quindi diciamo che ho accolto con vigore, diciamo, questa nuova attività dove vi state lanciando in un territorio nostro, diciamo, che l'attività imprenditoriale sia latita, a volte è un miraggio, soprattutto non avendo sostegno la parte pubblica adeguato. Niente, Birra dei Vespri è nata circa nella nostra mente 4 anni fa, 5 anni fa. È nata innanzitutto per passione, come consumatori di birra di qualità. Poi pian piano, come dire, abbiamo avuto la curiosità di capire come si producesse la birra. Abbiamo iniziato con i piccoli kit a casa, poi io personalmente ho affinato un po' tutta la tecnica facendo dei corsi sia a Udine, all'Università di Udine con il professor Buiatti, e sia all'Università di Perugia, che c'è una laurea proprio per attività brassicole. Vengono fatti dei corsi in un istituto a parte che è il CERB di Perugia. Facendo quindi, affinando un po' la tecnica, anche l'aspetto, come dire, teorico della produzione della birra, diciamo che sono migliorato molto nell'approccio di lavorazione. Poi circa 2 anni fa abbiamo iniziato innanzitutto come produzione presso altri impianti, quindi tutte le nostre ricette le abbiamo, come dire, affidate a un birraio in altri birrifici della Sicilia, tra cui Sinagra e anche a Salemi. Poi circa 2 anni fa, a giugno adesso fa 2 anni, abbiamo avviato la nostra attività qua ad Altavilla Milicia comprando il nostro birrificio. Con molto entusiasmo, devo dire, entusiasmo non so se l'entusiasmo era pazzia, per dirla come il nostro Angelo poco fa, che fa imprenditoria in Sicilia, dico, è un misto fra pazzia e illusionismo, non riuscirei neanche a definirlo, comunque più pazzia o forse voglia di bere buona birra. Forse pure voglia di bere buona birra. Dico in questo caso buona birra, ma mi riferisco più che altro a tutto l'aspetto imprenditoriale, molto difficile da noi. Quindi abbiamo avviato questa attività, fin dall'inizio abbiamo avuto ottimi riscontri, devo dire, fin dall'inizio, anche quando già producevo a casa. Poi con il nostro impianto abbiamo, come dire, allungato il passo, la nostra attività è migliorata tantissimo, utilizzando l'acqua di Altavilla, che è l'acqua che noi di famiglia. Abbiamo un acquedotto privato su Altavilla che forniamo diverse villette, abbiamo dell'ottima acqua su delle fonti che sono a 200 metri di altezza all'interno della riserva. È un'ottima acqua, soprattutto si è rivelata un'ottima acqua per fare birra. Non modifichiamo assolutamente la nostra birra, tranne per la trischele che ha bisogno di un'acqua leggermente un attimino più leggera. Quindi abbiamo avuto subito... Sì, dimmi.
Per rendere più dinamico, perché sicuramente si staranno chiedendo gli ascoltatori, anche noi in realtà, anche se io, Carmelo e Giacchino già sappiamo la risposta per appunto quell'incontro che avevamo fatto, ma se uno le chiedesse che differenza vi è tra birra dei Vespri e la birra X multinazionale, sostanzialmente se può raccontarci la differenza tra appunto queste due realtà. In termini qualitativi, a parte che è molto più buona, però. Sì, dico, è molto più buona grazie agli ingredienti che vengono usati. Noi ci differenziamo tantissimo dall'industriale perché utilizziamo prodotti di primissima qualità. Noi, come birra dei Vespri, utilizziamo i migliori malti al mondo, che sono i malti Pulse. Utilizziamo i migliori luppoli al mondo, che sono i luppoli della Yakima Valley americana, no? O del Tettang in Germania o della regione della Slovenia. Sono i migliori luppoli che hanno un costo naturalmente 10 volte superiore ai luppoli scadenti che utilizza l'industria quando utilizza luppoli. Nel caso dell'industria che utilizza gran parte degli ingredienti è fatto da mais, è fatto da zucchero, gran parte delle birre strong come le vendono loro, diciamo che 3/4 dell'ingrediente è lo zucchero che viene trasformato in alcol. Quindi praticamente sì. Noi dovremmo usare, noi giovani, quando si potrà uscire, anziché andiamoci a fare una birra, andiamoci a bere del mais macinato. Cioè, sì, praticamente i ragazzi che molto spesso vedo con le bottiglie, diciamo che noi siamo contenti. Dico, sì, hanno un costo inferiore, però andate incontro a un prodotto pastorizzato, certo, un prodotto morto, perché praticamente non ci sono più lieviti là dentro, al contrario della birra artigianale che è rifermentata, la gasatura è fatta in modo naturale, i lieviti all'interno sono sempre vivi, quindi non viene pastorizzata, non viene filtrata. L'industria utilizza prodotti chimici per mantenere la schiuma, per mantenere il colore ed essere resistente ai raggi ultravioletti. Certo. Questo perché molto spesso vedete all'esterno dei grossisti la birra industriale messa accatastata sotto il sole, anche nelle bottiglie addirittura chiare. Noi utilizziamo una bottiglia scura, marrone scuro, verde scuro, è molto pesante, quindi è molto spessa pure come bottiglia, proprio per il fatto che è una birra molto delicata, il luppolo è molto soggetto sia all'ossidazione, ma sia anche molto soggetto ai raggi del sole. Certo. Quindi se non è ben protetta la birra, sia come involucro e sia come deposito, può andare a deteriorarsi in pochissimo tempo. Questo perché, ripeto, sono ingredienti non modificati, ingredienti soprattutto freschi, e senza l'aggiunta di nessun prodotto chimico che possa alterare, o meglio poter far rimanere un prodotto integro per tantissimo tempo. Signor Gaetano, diciamo concludendo, visto che lei ha pure un impegno di lavoro, ci può raccontare come sta vivendo e come ha vissuto la digitalizzazione? Ho visto che lei è molto attivo sia inerente al marketing e comunque al processo di organizzazione interno della sua azienda. Come lo vive questo nuovo mondo? Ma onestamente per noi non è un nuovo mondo. Noi siamo nati, come dire, già digitalizzati, con un approccio diverso rispetto magari a tanti altri birrifici. Siamo stati sempre molto attivi su Facebook, su Instagram, sui canali social in genere. Il nostro sito internet e il nostro sito e-commerce è partito sempre fin dall'inizio della nostra attività. Ci è servito questo tantissimo nel periodo di crisi che è cominciato l'anno scorso, dove ci siamo ritrovati con un sito già pronto, abbiamo solo modificato in alcune parti, già pronto per le vendite online. Vendite online che devo dire nell'ultimo anno, causa pandemia, ci ha molto agevolato,
o meglio ci ha aiutato in parte, e ci ha aiutato diciamo a sostenere alcune spese fisse che abbiamo qua in birrificio. Naturalmente la birra artigianale è tutt'altra cosa. La birra artigianale naturalmente va sostenuta in ambito social, essere moderni, arrivare dovunque, però la birra artigianale va bevuta seduta al pub e servita in modo adeguato. Certo, infatti ci auguriamo che il prima possibile si possa tornare in massima sicurezza. Signor Gaetano, lei deve scappare, giusto? O... Sì. Devo rifornirmi di birra in attesa delle riaperture. Voglio farmi trovare pronto dai nostri clienti e soprattutto da voi. Perfetto, infatti. Allora, grazie per aver sposato la campagna di crowdfunding, grazie per il suo intervento. Diciamolo che, come dire, ci sono dei pacchetti legati al crowdfunding, quindi il crowdfunding aiuta, ma avete sempre un regalo con l'aiuto a quest'app che veramente ho trovato subito rivoluzionaria. Spero tanto che va a buon fine tutto. Grazie, ma infatti pure lei ha detto poco fa non è un nuovo mondo il digitale, infatti lei subito ha compreso la potenzialità di quest'app, quindi la ringraziamo, ma soprattutto la ringraziamo per la cosa che fa, il nettare la sua birra. Grazie per esserci. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Allora, qua c'è Walter che è da un'oretta circa nascosto, quindi lo mettiamo live. Ok. Buonasera a tutti. Qua Walter, rappresentante di Avanti, visto che Avanti Giurisprudenza, associazione studentesca, e c'è pure il nostro amico Anthony, quindi siamo rimasti noi, continuiamo un'altra mezz'oretta, chiacchieriamo. C'era una domanda, io prima di continuare, tanto Anthony tu sei buono e caro, puoi aspettare un altro pochino. Facciamo, Giulio aveva chiesto un attimo, vediamo se ok. Gioacchino, leggi la domanda se puoi. Allora, Giulio Cangelo si chiede: sarà possibile, se non ora in futuro, interagire inserendo punti di interesse all'interno di questa mappa con eventuali recensioni, didascalie dedicate e quel determinato luogo, con vere e proprie storie e leggende tipiche di quella che è la realtà folcloristica siciliana? Certo. Sì, l'abbiamo detto precedentemente all'inizio proprio che sì, ci sarà la possibilità di commentare, di ricondividere quello che è la pagina dell'esercente o il sito di interesse dal punto di vista turistico. Quindi sì, cioè l'utente non è passivo, ma anzi stiamo cercando di renderlo il più attivo possibile. Tant'è vero che l'utente una volta... Scusa, ti ho interrotto. Poi assolutamente noi integreremo molto la storia, come dici tu, folcloristica siciliana all'interno dell'applicazione, appunto con la mappa e quant'altro. Diciamo che l'obiettivo proprio dell'app è quella, perché io ho notato una cosa: se tu in generale la vita e i social sono la massima rappresentazione di questa modalità, sei attivo perché tu sui social condividi, metti like, fai post, cioè in generale le migliori app sono così, in teoria seguono questo concetto. Tu devi noi vogliamo essere attivi, giusto Anthony? Noi vogliamo essere attivi, cioè l'essere umano vuole in qualche modo incidere e le app rappresentano questo, quindi o sbaglio Anthony, che ne pensi di questo pensiero? Sono assolutamente d'accordo. Io parlo dal punto di vista del mio mestiere, cioè una parte del mio lavoro. Presentati Anthony. Sono l'editore del Siciliano, che appunto è una testata giornalistica che si regge su più supporti, uno cartaceo tradizionale e poi chiaramente il supporto digitale che forse adesso la fa da padrone, anche se siamo molto attaccati alla tradizione e quindi ancora continuiamo e resistiamo nel pubblicare una rivista mensile, cartacea appunto, che finora riesce a coprire i propri costi con gli introiti pubblicitari, cosa non scontata perché non riescono a farlo più neanche le più grandi testate nazionali come il Corriere della Sera o il Giornale di Sicilia o quant'altro. È sempre più difficile perché è chiaro che con la pandemia non c'è più la fiducia nell'investire sulla propria immagine e possiamo essere sia consumatori ma anche e soprattutto aziende, perché ricordiamolo,
l'investimento nella propria immagine, quindi anche nella brand identity, è un investimento che non ritorna immediatamente. Come diceva Angelo Cascino poc'anzi, adesso siamo abituati ad avere tutto e subito, cioè investo 10, recupero 13 immediatamente, se non 20, ma non funziona così. Certo. Questo, diciamo, ciò che sto per dire lo posso dire anche alla luce del mio principale lavoro, che è quello di appunto amministrare l'azienda di famiglia, che è, come nel caso del signor Bucaro, è un acquedotto privato, sempre ad Altavilla, infatti siamo concorrenti praticamente. Ottimo. Sì, no, però ecco, quello che io ho capito e che penso che abbia capito anche lui, che esistono fondamentalmente due tipi di imprese, alla luce soprattutto della pandemia. Imprese che sono digitalmente mature, quindi hanno una matura digitalizzazione, e con questo non si intende soltanto appunto i canali social oppure il sito internet. No. Come tu segui il processo produttivo, Esatto. banalmente, in che modo, nel caso nostro, quindi dell'acquedotto, banalmente come vengono attivate le pompe che estraggono l'acqua dal sottosuolo, ancora con l'operaio che va ad accendere la pompa sommersa, quindi dall'interruttore, oppure è un processo digitalizzato che puoi controllare da remoto. E poi ci sono le altre imprese, cioè quelle che non ancora hanno raggiunto la digitalizzazione matura, ma queste che sono circa l'89%. Ho letto qualche giorno fa un articolo pubblicato dal Sole 24 Ore che faceva una statistica. La stima è che di queste imprese non ancora digitalizzate al 100%, soltanto il 10% resisterà alla pandemia. Perché è follia pensare che la pandemia finirà quest'estate o anche finirà alla fine di quest'anno. Ma infatti, guarda, ti faccio un assist. Noi abbiamo presentato il progetto Uscont anche, ripeto, a diversi bandi, eccetera, e mi ricordo un rigo che ho scritto, che voglio sapere la tua. La pandemia ha anticipato di circa 10 anni quello che sarebbe successo. Ovviamente, se parliamo del ristorante che non può aprire, è logico che siamo in crisi, quindi togliamo questo discorso, ma di quelle aziende che magari dovevano effettuare lo smart working e in qualche modo hanno detto che cos'è, che dobbiamo fare, o sbaglio? No, assolutamente non sbagli. Io, diciamo, parlo ormai per esperienza lavorativa personale. Io mi occupo appunto dell'azienda di famiglia, sono l'editore di una testata giornalistica, mi occupo anche di consulenza per le imprese e quindi ho a che fare con una platea enorme di imprese siciliane. Ho capito che il futuro, che è stato anticipato appunto di 10 anni, un futuro florido lo avranno soltanto tre tipi di imprese, in Sicilia, ma secondo me in tutto il mondo. Cioè quelle operanti nel settore delle utilities, cioè quindi l'energia, l'acqua, Sì. la connettività. Per esempio mi riferisco chiaramente a Enel Energia, Fastweb, li cito perché non hanno bisogno di pubblicità, quindi non offendo nessuno. Speriamo ci fanno la donazione. Speriamo. Vedo nel settore delle acque che le imprese che gestiscono il servizio idrico sono sempre meno e sono sempre più grandi. Mi riferisco ad Acea, che è il principale concessionario di acque pubbliche in Italia, che appunto è famoso perché serve tutto il comune di la città di Roma, ma in realtà gestisce le acque di tutto il centro Italia. Qua in Sicilia e segnatamente l'Altavilla, multinazionali dell'acqua come Veolia e Suez hanno grosse concessioni, per carità non ancora utilizzate, ma ce le hanno. Quindi significa che il futuro sta andando da quella parte. Un altro segmento che secondo me crescerà tantissimo è appunto il settore delle abitazioni, perché se prima l'80% della nostra vita si svolgeva fuori casa, volenti o nolenti, o per abitudine o per necessità, adesso l'ambiente domestico non è più trascurabile. Lo abbiamo visto durante il primo lockdown, durante il secondo lockdown, durante le zone rosse, con il coprifuoco. È chiaro che se prima non tutti avevano la connessione internet a casa o comunque il telefono a casa, mi riferisco appunto alla connessione alla fibra ottica o comunque
diciamo, un'affidabile rete di comunicazione con l'esterno che non è l'esterno, cioè il dirimpettaio del palazzo di fronte. L'esterno può essere il vicino di casa con il quale fai la video call, ma può essere anche il tuo collega di Milano con cui devi fare una riunione di lavoro, perché chiaramente l'aereo non lo puoi prendere. Quindi la crescita economica sarà trainata da questo, perché la crescita economica ci sarà. Quello che cambierà è il modo in cui verrà distribuita la crescita economica, perché ci sarà un rimbalzo dell'economia. Però quello che io temo è che, secondo me, non è soltanto un timore, è che questa nuova crescita economica non verrà distribuita equamente in tutti i settori della popolazione, cioè ci sarà una grandissima ricchezza nuova che verrà concentrata nelle mani di pochi imprenditori o comunque di poche categorie di imprenditori, ovvero utilities, costruzioni e abitazioni, e poi tutto il settore dell'informazione. Non mi riferisco ad un giornale locale, ma mi riferisco appunto a coloro i quali possiedono i dati, quindi i big data, perché sulla base di quello, e mi rifaccio al tuo intervento di poco fa, sulla base di quello tu vai a orientare chi spende, i consumatori. Ma infatti, perché guarda, il consumatore concludo, il consumatore che cosa vuole fare? Vuole incidere nel mercato. Come lo fa? Prima lo faceva perché comprava il giornale, guardava la pubblicità, magari staccava il buono sconto che c'era nella pubblicità e si presentava al negozio per a ottenere lo sconto. Adesso sono le app, cioè Amazon ha fatto scuola su questo. L'e-commerce si svolge così. Sì, Anthony, condivido la tua segmentazione e mi auguro che in qualche modo questa mega raccolta di cui parlavi possa essere il più possibile distribuita, e secondo me dovrà intervenire il terzo settore, in certi casi lo Stato, immancabilmente. Comunque vedremo un po' dopo questa stagione estiva. Senti, tornando un po' alla rivista Il Siciliano, sì. Come noti l'informazione siciliana? Nel senso, vorrei parlare un po' delle fake news, i titoli, cioè come la vivi questa cosa, i clickbait? Raccontaci un po' se tu fai queste cose, nel senso sei costretto in un qual senso. No. Allora, no, non sono costretto, né fortunatamente la mia redazione è costretta a pubblicare dalle 10 alle 30 notizie al giorno pur di mantenere alta la visibilità dei nostri social, perché noi abbiamo, diciamo, impostato il nostro giornale, la nostra testata giornalistica non tanto sulla quantità piuttosto che sulla qualità delle notizie. Parlo per il 90% delle testate giornalistiche siciliane. Il problema delle testate giornalistiche in Sicilia e diciamo in generale in Italia è che è culturale, è segnatamente culturale, nel senso che il lettore medio siciliano ed italiano è abituato a vedere la notizia come qualcosa di dovuto e gratuito, ma la notizia è un prodotto quindi è un bene che è suscettibile di valutazione economica, nel senso che per produrre la notizia è necessario un investimento in denaro, un investimento in termini di capitale umano, e la fruizione di questa notizia deve essere, cioè i costi di fruizione di questa notizia devono essere sostenuti in un modo o nell'altro. O questi costi devono essere coperti dal lettore che appunto acquista la notizia. Faccio riferimento al quotidiano che viene acquistato in edicola, all'abbonamento digitale che è possibile fare, o in qualsiasi altro modo, ovvero da introiti pubblicitari. Ora, gli introiti pubblicitari che fino al 2019, fino al dicembre 2019, erano davvero un miraggio per gli editori siciliani, perché non versavamo in ottime acque dal punto di vista economico generale, cioè non veniamo da un periodo di benessere. Adesso, con la pandemia, appunto, vuoi tutto il settore della ristorazione e della ricezione, quindi il settore alberghiero che è saltato e quindi non fa più pubblicità, vuoi che tutto il resto della catena economica ha avuto una riduzione di fatturato, cioè, sì, stiamo attraversando un periodo brutto, però è sempre il problema è culturale, perché
il problema è che i lettori, e mi ricollego al tema delle fake news, leggono di tutto, e per la maggior parte dei casi fake news o comunque notizie che non sono vere e proprie notizie, ma che non dicono nulla di nuovo, perché danno per scontato, cioè c'è la gratuità della notizia. Invece io penso che se il lettore pagasse per la notizia, come si fa all'estero, perché all'estero non esiste la stampa gratuita. Tu, se devi andare a comprare Le Monde o devi andare a comprare il Times, lo paghi e ti abboni. Ed è lì che il lettore fa la vera scrematura della notizia. È lì che il lettore, e quindi, cioè, non soltanto il lettore, il cittadino, perché il lettore è il cittadino. La stampa serve per formare il cittadino ed informarlo. È là che si va a fare una vera e propria scrematura. Cioè, se tu paghi per la notizia, non accetti che la notizia possa essere anche falsa. Non è concepibile per te. Fintanto che invece si avrà la cultura della notizia gratis, avremo a che fare col problema delle fake news. Infatti condivido il tuo intervento. Quando mi chiedono il giornale preferito, io dico Lercio, così, tranquillo. Che almeno, cioè, io conosco gente che prende seriamente magari quell'articolo di Lercio che è palese, ovviamente. Vabbè, magari ogni tanto Lercio non si discosta tantissimo dalla realtà, quindi ci sta che lo prende. Sì, ma dico, trovare gente grande o più giovani, cioè credere magari, io dico, ma dai, ma che... Ma difatti secondo me deve essere più un'educazione sotto il punto di vista del saper riconoscere una notizia palesemente falsa da una notizia comunque vera. Il punto è proprio questo, che molto spesso, parlo soprattutto delle testate online, l'impostazione dell'articolo e il modo in cui viene pubblicato non è dissimile rispetto ad una fake news o anche all'estero, no, assolutamente. è palesemente satirico. Vabbè, per esempio per tutti, il Corriere della Sera fino a qualche giorno fa che ha riportato la notizia del coprifuoco che Conte lo aveva prolungato, invece hanno smentito poi successivamente. Draghi, non Conte, però non entriamo in questi discorsi, per favore. Ne cambiamo tanti. Volevo è arrivato il momento di Walter. Volevo far interagire Walter, che sicuramente ci sta odiando, che è da 1 ora e un quarto che ci ascolta. No, sto scherzando. Allora, Walter, mi presento benvenuto. Sì, no, volevo ora chiacchierare, diciamo, concludendo un po' la diretta in questi 20 minuti che restano, un po' del terzo settore, digitalizzazione e associazione. Quindi prego, presentati e raccontaci chi sei. Ok, sono Walter La Rocca, segretario dell'associazione Avanti Giurisprudenza. Intanto inizio con il ringraziare l'associazione Maiauticar e in particolar modo Riccardo che mi ha personalmente invitato. Sì, tutte le associazioni universitarie e studentesche si sono dovute interfacciare con questo mondo che è diventato digitalizzato in maniera assolutamente repentina e senza freni. Ci siamo ritrovati tutti quanti, in particolar modo gli universitari, a casa, gli studenti e i professori si sono dovuti adattare a un mondo e a un modo di studiare digitalizzato, per cui le associazioni hanno fatto anche da collante, da lubrificante per gli ingranaggi, per garantire questa che è la didattica a distanza, la DAD, attraverso sia la condivisione, ad esempio, di quelli che possono essere i link di Microsoft Teams, un aiuto agli studenti, ma anche ai professori su come sfruttare la piattaforma e come utilizzarla, perché all'inizio c'è stato pure questo momento di incertezza. Noi, logicamente, essendo un'associazione culturale, non abbiamo problemi dal punto di vista, come abbiamo affrontato finora, finanziario, in quanto in qualità di associazione culturale non fatturiamo, non abbiamo questo scopo che è di lucro. D'altronde abbiamo avuto altri problemi dal punto di vista di quelle che sono le nostre finalità, ad esempio dal punto di vista dell'erogazione dei servizi agli studenti, quali che possano essere seminari, corsi, laboratori,
oppure anche dal punto di vista della rappresentanza nei confronti della componente studentesca. Io attiene al punto di vista interno il fatto che io sia un segretario, cioè attiene al punto di vista organizzativo interno all'associazione. Io sono anche consigliere di corso di studi, per cui rappresento gli studenti che mi hanno eletto in consiglio di corso di studi, che si è dovuto tenere prevalentemente online, quindi non più in una riunione tra professori e studenti, ma fisica, ma sempre sulla piattaforma Microsoft Teams. Bisogna coordinare tutte queste cose, e questo da un punto di vista prettamente associazionistico. Sì, anche chiaro. Anche dal punto di vista della politica universitaria ci siamo dovuti adattare, ci sono state campagne elettorali, elezioni, tutte online attraverso il voto digitale. C'è stata una rivoluzione e io spero che da questi fattori negativi se ne tragga sempre un qualcosa di positivo. Ad esempio, si è pensato con gli altri colleghi di poter continuare ad effettuare lezioni in modalità mista, quindi didattica sia in presenza sia attraverso, ora che abbiamo imparato ad usare la piattaforma Microsoft Teams, appunto per decongestionare quelle che sono le aule della nostra classe e anche per agevolare quegli studenti che magari preferiscono seguire da casa piuttosto che seguire in presenza, perché magari sono pendolari, sono studenti fuori sede. Quindi si cerca di ottimizzare e di, tra virgolette, risorgere dalle ceneri. Dal punto di vista di questo vostro progetto, applicazione, io sono veramente felice perché penso sia uno dei tasselli di un mosaico che noi, soprattutto giovani, dovremmo andare a costruire, perché la cultura, questo integrare al fattore economico, quindi dell'aiuto all'imprenditore, anche il fattore culturale, quindi incentivare questa curiosità di quello che può essere anche il cittadino di Palermo, così come il turista, a interessarsi a queste che sono le nostre opere, è importantissimo, perché io sono convinto, e questa è l'opinione di un profano, quindi di un giurista. Io non sono specializzato come te nell'ambito finanziario, ma io sono convinto che noi abbiamo letteralmente del petrolio in tutti i siti culturali, archeologici, di interesse. Sono un vero e proprio petrolio, solamente dobbiamo saper mettere le trivelle giuste. Esatto. A differenza del petrolio, questo bene acquisisce valore nel tempo, oltre che essere, a differenza del petrolio, inesauribile. La cattedrale di Palermo Arabo Normanna resterà qua per sempre. Dovremmo sfruttarla, dovremmo sfruttare tutte queste cose e per farlo dobbiamo educare le persone, quindi gli user, a apprezzare quello che è un prodotto della nostra terra, qual è la cultura. L'Italia, non solo la Sicilia, ha il 70% del patrimonio culturale mondiale. Dovremmo sfruttarlo, abbiamo questo grande trampolino di slancio, anche perché andrebbe a coltivare tutta quella che è l'economia annessa, e collateralmente anche tutto quello che ne deriva. Ovviamente il turista che viene qua non è che paga solamente il biglietto per accedere al sito, ma pagherà il ristoratore, pagherà la struttura alberghiera. Ci sarà tutto il sistema che viene a trovare. Questo che è un circolo vizioso in un circolo virtuoso. Io sono convinto che questo progetto che voi state tenendo sia una spinta in tal senso. Sì, guarda, proprio poco fa parlavo con i ragazzi prima delle dirette che io sarei felice se domani nascessero altre realtà del genere, cioè, perché alla fine ti danno quel sistema in cui crediamo e che racconti, nel senso l'alternativa che oggi è davvero ridotta. Senti Walter, tornando un po' al discorso dell'associazione, come hai visto i professori in rapporto con questo approccio digitale? Perché parlavamo con Anthony e in teoria la lezione online ha un approccio diverso, in teoria dovrebbe avere un approccio diverso da quello di presenza, però qual è il discorso?
che da un lato non puoi cambiare, cioè se devi spiegare il diritto in qualche modo non puoi fare, è complicato, è tosto, nel senso lo devi spiegare bene, dall'altro però è sempre via computer, quindi secondo te qual è il punto di equilibrio che si deve trovare e come la vivete voi studenti? Allora, dal punto di vista del recepire l'insegnamento, pressappoco, almeno per quella che è la mia opinione personale, è stato pressoché lo stesso. Motivo anche empirico il fatto che la nostra preparazione giuridica è una preparazione più di tipo umanistico, per cui non c'è bisogno, eccetto che per ad esempio economia politica, l'utilizzo di una lavagna, di strumenti particolari, è più un'oralità, ecco, del professore, per cui da questo punto di vista ci sono stati anche qui vantaggi e svantaggi, mi spiego. Il fatto ad esempio di stare in casa potrebbe ottimizzare i tempi, ad esempio quello che è del tragitto per l'università, della preparazione che sta dietro, preparare lo zaino, preparare tutte cose, quindi dal punto di vista dell'ottimizzazione del tempo potrebbe essere più utile, ma se il fattore psicologico che poi va a gravare sugli studenti ne va a ridurre quella che è il rendimento, ok? Se io riesco a fare, ad esempio, a casa una pagina l'ora perché sono demotivato, perché non sono con i miei colleghi, so che quando farò la pausa non la farò prendendo magari il caffè con il mio compagno di studi, mentre magari in facoltà, nell'aula studio, sto meno tempo perché poi ci vuole il tragitto casa lavoro, ecco, casa studio, però ho un rendimento che è maggiore. Io l'ho notato su me stesso e anche su molti miei colleghi che mi hanno dato lo stesso feedback. Per quanto riguarda i professori, bisogna valutare caso per caso, perché ci sono i professori più avvezzi alla tecnologia e altri che si sono trovati in difficoltà. Alla fine dei conti tutti si sono adattati. Sì, l'erogazione dell'insegnamento dipende pure dall'attenzione che c'è dietro da parte degli studenti, perché un conto è essere distaccati, ecco, attraverso uno schermo, magari c'è chi spegne la fotocamera, il microfono non si fa vedere, quindi non si perde magari su Instagram, ecco, ipotizzo. Cosa diversa è stare in aula. O magari si perderà su Uscont, magari. Magari speriamo si perderà su Uscont. No, comunque Walter, hai colto benissimo. Volevo chiederti, e invece l'approccio all'esame come lo vivete voi giuristi? Allora, tutti gli esami di giurisprudenza sono praticamente, eccetto alcune prove in itinere che magari sono sotto forma scritta, sono tutti quanti esami orali. Quindi il timore di tutti era quello di entrare in una riunione e vedersi osservati da tutti gli altri colleghi. C'era tanta paura di fare delle gaffe, di dire cose magari errate, quindi l'ansia da questo punto di vista era di più. Però questo, sempre opinione personale, una volta che entri dentro l'esame non ci stai a pensare, se sei concentrato sulla domanda, non stai. Poi soprattutto dopo un anno che siamo in questa condizione, non è più il primo mese, sì, poi diventa come cambiare le marce, diventa alla macchina, diventa automatico, un riflesso condizionato, non c'è più tutta quella paura, ecco, cosa che era molto diversa in presenza, sì. Perché i colleghi magari erano dietro di te, stavano dando la ripassata finale, magari non ti sentivano, certo, se dicevi qualcosa di inopportuno, qualcosa di strano, quindi è cambiato anche l'ambito studentesco. Senti, ora vorrei parlare appunto, le associazioni d'altronde come la nostra si occupano del terzo settore che guarda caso sta avvenendo, si è unificato tutto il terzo settore, infatti ora ci sarà il nome dell'associazione più ETS, ovvero Ente Terzo Settore, come Anthony e voi sapete. Questo sempre più, secondo me, per una spinta verso questi enti. Ed Anthony, volevo farti interagire. Secondo te, il terzo settore, quindi il mondo delle associazioni, dei comitati, delle imprese sociali, delle start-up sociali, come vivrà
il dopo Covid? Che ruolo avremo a 360 gradi per la società? Allora, è una domanda enorme, nel senso Sì, che... sintetizziamo magari. No, lo so, è una domanda, cioè, può essere approcciata sotto diversi punti di vista. È chiaro che sì, ormai è da circa 20 anni, 25 anni che c'è una vera e propria dismissione del ruolo dello Stato in determinate tipologie di servizi. D'altra parte, con la riforma della Costituzione del 2001, che appunto introduceva il principio della sussidiarietà orizzontale, si è voluto proprio questo, cioè ciò che può fare l'ente privato, che può essere un'impresa sociale, che può essere una onlus, ora ETS, ente del terzo settore, deve farlo questo ente. Allora, il rischio è che non ci sia appunto una strutturazione, un controllo capillare dall'alto, ecco, e quindi le potenzialità che potrebbero e che secondo me hanno gli enti del terzo settore, anche alla luce della riforma della disciplina di settore, quindi con il testo unico che è entrato in vigore nel 2018 e che forse a maggio entra effettivamente nell'applicabilità della norma. Sì. Si rischia che le potenzialità che si avrebbero e che si hanno non vengano sfruttate appieno, oppure ancora peggio che vengano sfruttate per altri motivi, ovvero l'elusione fiscale, cioè pagare meno tasse, oppure diciamo anche infatti, allora mi si chiedeva qualche giorno fa se fosse conveniente aprire, uso questo termine volgare, un ente del terzo settore, quindi un ETS, oppure un'associazione normale come si è sempre aperto. E ho detto, ma dipende che cosa vuoi fare, cioè è chiaro che un ente del terzo settore, che può essere un'impresa sociale, che può essere una onlus o anche una startup sociale, come dicevi tu, non esclude il lavoro. Cioè dobbiamo andare oltre. Chiaro. Ormai, alla luce della riforma del settore, dobbiamo andare oltre alla distinzione ente lucrativo o ente non lucrativo. Cioè, benissimo, si può fare impresa non lucrativa, nel senso essere organizzati e strutturati come se si fosse un'azienda e inseguire appunto il principio economico, cioè di coprire i costi con i ricavi, ma avere finalità che sono altre rispetto a quello del guadagno personale. E questa è la grande sfida, capire la differenza. Prego. No, è proprio l'alternativa all'impresa classica, che ovviamente ci sarà, continuerà ad esserci. Chiaro. Questa è una via che ha una serie di vantaggi che permette di avere un po' più di libertà anche in un qual senso. Libertà è, diciamo, anche dal punto di vista del carico della pressione fiscale, ma anche dei costi di gestione dell'impresa, che secondo me sono di vitale importanza in un settore che è quello della salute, ovvero dell'assistenza alle persone. La nostra popolazione sta sempre di più invecchiando. Comunque c'è anche una sorta di sussidiarietà orizzontale nel settore della sanità, cioè quanto ci si può rivolgere al privato ci si rivolge. A maggior ragione con la pandemia, che gli ospedali, i pronti soccorsi e i poliambulatori sono inaccessibili, si va sempre di più avvertendo la necessità di una medicina di prossimità, cioè quindi la classica guardia medica dietro l'angolo o lo studio medico dietro l'angolo. Secondo me è chiaro che per poter riuscire ad arrivare a tutti, cioè quindi rendere economicamente accessibile a tutti il servizio della salute, dell'assistenza, penso agli anziani, penso ai diversamente abili. È chiaro che la strutturazione del terzo settore è perfetta perché è molto leggera, non ha il carico gestionale di una società di capitali. Esatto, ma infatti tantissimi bandi
quale noi parteciperemo anche come associazione per finanziare anche Iuscont, finanziano tantissimo questo discorso che facevi tu della sanità, della cura in casa, eccetera, eccetera, proprio per incentivare ad uscire da questa crisi sanitaria e pandemica, e ci auguriamo il prima possibile. Volevo concludere facendo, diciamo, Walter, i prossimi eventi della vostra associazione, che ho visto che avrete seminari, avete fatto, raccontaci i prossimi step e concludiamo la diretta. Sì, allora, come progetti imminenti avremo a breve, stiamo strutturando un seminario che riguarda l'obbligo vaccinale e i rapporti che ci sono con il mondo del lavoro, si è sentito sempre in giro questa ipotesi di poter sospendere dal lavoro oppure addirittura licenziare alcuni sanitari che non volessero fare il vaccino, ricevere il vaccino, quindi è un argomento molto interessante. Stiamo contattando dei relatori che potrebbero affrontare l'argomento in maniera molto interessante, e si avrà entro la fine di questo mese, è ancora un work in progress. Ok, allora ragazzi, io ringrazio tutti gli ospiti, ringrazio Walter, Anthony per la presenza, per gli ottimi interventi. Gioacchino, Carmelo, vi ringrazio per tutto quello che stiamo facendo e che avete anche sposato. E ringrazio soprattutto a chi ha seguito la diretta, chi ha fatto le donazioni. Ricordo che ancora siete in tempo, qualsiasi donazione per darci coraggio e potercela andare a giocare al meglio per realizzare questa app, e finalmente torniamo a parlare un po' delle idee in un periodo in cui le idee mancano forse in tutti i settori, quindi forza e coraggio. Grazie a tutti ragazzi, grazie Gioacchino, grazie Carmelo, grazie Anthony, grazie Walter, altrettanto, grazie Riccardo, grazie a tutti che ci avete ascoltato. Alla prossima, arrivederci, grazie.